ultimo applauso per tutti, la madrina, la marina, gli atleti, i maestri, questi. Dopo noi siamo la marina, noi siamo gli atleti del Krav Maga, del bastone e del coltello. Grazie ancora. Sì, viene naturale, tra l'altro ai ragazzi che prima l'abbiamo fatto agli amici del bastone e del coltello, adesso voglio che facciamo un applauso ai ragazzi che prima hanno fatto vedere cos'è la difesa personale militare, e in mezzo a loro ci sono degli istruttori della Federazione Italiana Krav Maga che li invito ad andare al centro: Mario Milazzo, Santo Anfuso, Anna Esposito, dov'è Roberto Androscito, Valentina Nicotra, Domenico Soranno, dov'è? C'era qualcun altro? Non ho dimenticato nessuno? Oh, Giovanni Fazio, vieni qua Giovanni. Voglio che questi sono una parte, in Sicilia abbiamo quasi 80 istruttori distribuiti in tutta la Sicilia, in Italia siamo 1200 istruttori che abbiamo invaso proprio capillarmente l'Italia, quindi chi vuole informazioni o trovare corsi, siamo quasi presenti in tutte le città della Sicilia. Voglio un applauso prima ai nostri istruttori e istruttrici della federazione, secondo agli allievi che prima si sono esibiti con noi. Tutto questo è la Federazione Italiana Krav Maga, CISCAM, ASI ed ENSI. Adesso diamo spazio al nostro fiore all'occhiello, combattimento militare con i nostri responsabili di settore. Quello, vediamo un attimino e spieghiamo alla gente la differenza. Prima abbiamo visto delle sane botte da strada perché si parlava di difesa privata, abitativa e domestica. Adesso loro sono delle persone che hanno delle divise addosso, quindi paradossalmente non possono eccedere nella difesa, e tutto quello che fanno, azioni e non, sono nella salvaguardia dell'incolumità della persona che viene in questo caso controllata e dalla quale si difendono. Quindi cambia completamente l'aspetto della tecnica. Mentre prima difendavamo noi stessi, quindi un civile, un comune cittadino, loro adesso indossano una divisa, quello che fanno lo vanno a fare nel rispetto delle loro leggi militari. Michele ed Andrea, un applauso qui alla Marina Militare presente alle porte di Catania. Per ringraziare solidamente chi ci dà l'opportunità e la visibilità di poterci esporre in un palco così importante.
accade.